Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Il ritorno dei nuovi migranti. Dopo quasi 19 ore di viaggio, arrivati in Sicilia i pendolari che hanno scelto di muoversi con il Sicilia Express, il treno della regione in risposta al caro voli. Siamo in ferie, la cassa è vuota. A Palermo è allarme contro le rapine in centro con spaccate delle vetrine. Commercianti esasperati costretti ad affiggere cartelli davanti ai negozi. Guanti, sacchetti e ramazze ai cittadini volenterosi. Il comune di Catania lancia la Domenica Ecologica, iniziativa per incentivare la raccolta differenziata, aprendo in contemporanea tutte le 5 isole ecologiche della città. Siracusa saluta Santa Lucia, va in archivio anche l'8ª con la partecipata processione fino al Duomo. La prossima settimana le reliquie nel catanese. Il presepe in fondo al mare ad Acicastello, sommozzatori di ogni età allestiscono la natività a 12 metri di profondità. Dopo la deposizione del bambinello nella capanna, anche il brindisi sott'acqua. Alla scoperta dello sfoglio ragusano, piatto della tradizione a Natale che è già stato inserito nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana. Calcio Catania, oggi pomeriggio in campo al Massimino contro il Sorrento. Esordio tra i pali per il 17enne Butano in Serie B, sprofondo rosanero per il Palermo, terzo KO consecutivo, stavolta contro la capolista Sassuolo. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con un'ultima ora. Un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco davanti al cimitero dei Rotoli a Palermo. La vittima stava litigando con un'altra persona quando quest'ultima ha estratto una pistola e l'ha ferito gravemente al torace. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Villa Sofia. Vi aggiorneremo ovviamente nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. E adesso ci occupiamo del caro voli con il Sicilia Express, partito ieri sera alle 15 da Torino, è arrivato stamattina a Messina. Il treno voluto dalla regione siciliana in risposta al caro voli per riportare a casa i fuorisede a Natale. A bordo degustazioni, spettacoli e anche tanti influencer. Francesco Triolo. Ha toccato terra siciliana il Sicilia Express, il treno nato dalla sinergia tra la regione Sicilia e treni turistici italiani per riportare nell'isola i tanti siciliani che ci sono su al nord in vista delle festività natalizie. Da dove arriva? Da Milano. Un'iniziativa del genere? Positiva, ci dà la possibilità di scendere senza spendere troppo. Non so se sarei scesa per Natale se non ci fosse stato questo treno, quindi sono molto contenta e mi sento fortunata di essere riuscita a prenderlo. Come è andata? Bene, il viaggio era organizzato bene, c'erano tanti servizi, le cuccette funzionavano, quindi tutto abbastanza bene. Un'iniziativa che ha trovato il gradimento dei siciliani fuori. Sì, l'unica cosa è che non deve essere un evento spot solo di una sera, ma dovrebbe essere così per tutto il periodo delle vacanze o comunque quando ci sono problemi di caro voli, perché è un problema per tutti scendere in Sicilia in questi periodi. Stazione di Messina, prima tappa, 540 i passeggeri a bordo, un centinaio scenderanno qua, gli altri verranno divisi tra Palermo e Siracusa e proseguiranno la corsa quindi sugli altri treni. Prezzi calmierati grazie all'intervento proprio della regione e a bordo animazione, influencer. C'era servizio bar, servizio ristorattivo, poi uno show è stato fatto da degli influencer creator siciliani, dovrebbero farlo 3 o 4 volte all'anno secondo me. Ho raccontato uno spaccato di umanità, c'era di tutto, c'erano bocconiani che volevano fare questo viaggio esperienziale, ma c'erano anche ragazzi che senza il biglietto low cost a 29 euro non sarebbero tornati e avrebbero trascorso il Natale da soli. Nel racconto delle loro storie c'è il racconto della nostra terra. La notizia di cronaca: nascondeva la droga in una scatola metallica fissata sotto il pianale della sua auto con delle calamite. State vedendo le foto, la polizia si è accorta che l'uomo incolonnato nel traffico nel comune di Aci Sant'Antonio apriva senza motivo la portiera lato guida armeggiando sotto il pianale. Durante il controllo dei carabinieri invece gli agenti hanno scoperto diverse dosi di cocaina e crack.
A Palermo è ancora allarme spaccate, vetrine in frantumi e furti, così i titolari di un bar del capoluogo affiggono un cartello con la scritta "Siamo in ferie, ma non spaccate nulla perché la cassa è vuota". Il servizio di Marco Gullà. Chiuso per ferie, la cassa è vuota, non c'è motivo di spaccare. Dopo gli ennesimi furti con spaccata in questo bar di Palermo, in via Roma, i titolari hanno avuto un'idea per scongiurare un eventuale prossimo furto, affiggendo un cartello per la chiusura in occasione delle feste natalizie, quasi un grido di disperazione. Gli esercenti hanno già subito 5 furti con altrettante vetrine mandate in frantumi. Ma nel centro storico l'allarme spaccate continua, l'ultimo furto proprio qualche giorno fa, quando i ladri hanno sfondato la vetrina della Western Union Bank di via Garibaldi. Prima hanno divelto parte della saracinesca e poi hanno forzato la porta e mandato in frantumi i vetri. Il numero delle spaccate a Palermo si è triplicato, ma i componenti del coordinamento residenti per più sicurezza e legalità sottolineano che non vi è stato alcun incremento delle forze dell'ordine, soprattutto di notte. Il coordinamento dei residenti per più sicurezza e legalità per Palermo continua a chiedere insieme ad altri cittadini maggiore sicurezza e prevenzione per la città di Palermo. Purtroppo non abbiamo avuto risposte dopo la presenza del ministro Piantedosi a Palermo del febbraio scorso. Proseguono intanto i controlli delle forze dell'ordine nelle zone della movida del capoluogo. Ieri sera sanzionato un locale per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Sono state inoltre identificate 245 persone, di cui 25 con precedenti di polizia. Più di mezza tonnellata di botti conservati in un appartamento sfitto vicino a casa a San Francesco l'Arena. È stato arrestato un uomo che aveva trasformato l'abitazione in un deposito abusivo di fuochi d'artificio senza badare ai rischi per i residenti della zona. Il nucleo artificieri ha messo in sicurezza gli esplosivi dopo il sequestro. E adesso ci occupiamo degli alunni con disabilità. Il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, impone al Comune di Catania di ripristinare queste ore ridotte appunto per gli alunni con disabilità. È stato accolto il ricorso di 2 associazioni, la decisione nel merito è prevista il prossimo 26 marzo. Tonino De Mana. Il TAR dice no ai tagli ASACOM e dà ragione alle associazioni Un Futuro per l'Autismo e l'Autismo Oltre, che si erano rivolte alla magistratura per contestare la riduzione del 15% di ore d'assistenza per gli studenti con disabilità. Un provvedimento, quello del Comune di Catania, che aveva gettato nello sconforto decine di famiglie con figli autistici e non solo. Per loro la speranza è che Palazzo degli Elefanti adesso possa ripristinare le ore mancanti. Auspichiamo che il Comune possa immediatamente e spontaneamente porre rimedio alla situazione e quindi far sì che alla ripresa delle attività scolastiche tutti gli alunni possano avere l'intero monte ore di ASACOM che sono state attribuite dalle scuole. Il Tribunale è stato celere alla vostra richiesta? Assolutamente sì, il TAR Catania con un deposito del ricorso del 18 di novembre ha fissato l'udienza cautelare per il 16 di dicembre, ha emesso il provvedimento il 18 di dicembre e ha fissato l'udienza per la trattazione del merito per il 26 di marzo 2025, per cui ha mostrato attenzione e sensibilità alle esigenze degli alunni con disabilità della città di Catania. Ricordiamo che si tratta di una sospensiva, la decisione nel merito è prevista nell'udienza fissata il 26 marzo 2025. Adesso parliamo di politica, partecipato appuntamento di auguri natalizi dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo, leader dell'MPA, che da Catania ha parlato di temi caldi come l'autonomia differenziata e il ruolo del nuovo soggetto politico che lui stesso ha messo in piedi insieme a Miccichè e il sindaco di Palermo, La Gallo. Orazio Longo. C'è il centro, c'è l'autonomia, c'è un'identità, ma c'è anche un'alleanza federativa. L'ex presidente della regione Raffaele Lombardo da Catania rilancia il ruolo dell'MPA nello scacchiere politico regionale e nazionale nell'ambito del nuovo soggetto politico tenuto a battesimo poche settimane fa. Durante il classico scambio di auguri natalizi parla alla presenza di supporters e di esponenti di Forza Italia come Caterina Chinnisci, eurodeputato, e Giancarlo Cancelleri. Questo nuovo soggetto politico messo su con Gianfranco Miccichè e Roberto La Galla, credo che sia la novità di quest'anno e degli anni a venire. Siamo per un ruolo dei parlamenti e i parlamenti, soprattutto in previsione di premierati e quant'altro, devono avere la forza
della scelta diretta dei cittadini attraverso il ripristino della preferenza. L'immigrazione, ma l'immigrazione non deve essere clandestina e illegittima, ma cerchiamo di regolarizzarla e di valorizzare integrandoli uomini e donne senza i quali la nostra economia si ferma. Tema caldo, l'autonomia differenziata dopo lo stop della Corte Costituzionale. Ma qui ci vuole una riforma che tenga conto di un equilibrio e di scansare il rischio che si spacchi il Paese. Il referendum voluto a tutti i costi, se non ci convince quello che resta della legge, non può vederci a scatola chiusa e a occhi bendati per sostenere quanto non giova o addirittura nuoce al Sud e alla Sicilia in particolare. E adesso a Catania per parlare della Domenica Green, decine di volontari ripuliscono gli angoli più suggestivi della città, aperte anche le 5 isole ecologiche, ma a Picanello i soliti incivili vanificano gli sforzi dell'amministrazione comunale. Tonino De Mano. Il rispetto per l'ambiente, incentivando la differenziata e mettendo in campo azioni concrete per rendere Catania più pulita ed accogliente. È l'obiettivo della Domenica Green, promossa dall'assessorato comunale all'ecologia che ha coinvolto cittadini, associazioni e volontari. Mattinata con ramazze e palette in diversi quartieri cittadini, da Piazza Falcone a Librino passando per la Civita, cuore pulsante di Catania. Domenica ad esempio, i catanesi sono soliti chiedere agli altri di fare quello che ciascuno di noi può fare. Allora questi momenti di condivisione, di compartecipazione dimostrano che tutti quanti possiamo dare un contributo al miglioramento della città. Credo che questo sia un bel segnale di cambio di passo in questa città dove la raccolta differenziata sicuramente è un po' in aumento, ma ancora è lontano dai dati che noi ci aspettiamo possiamo raggiungere quantomeno l'anno prossimo per cercare di adeguarci a quella del resto del paese. Non vogliamo fare adesso i censori, non vogliamo ergerci a coloro i quali devono stabilire quali sono i comportamenti corretti, dobbiamo aiutare i catanesi a comprendere il valore delle buone azioni, dei buoni comportamenti. Aperte ed operative fino alle 13 le 5 isole ecologiche presenti sul territorio comunale. Qui siamo a Picanello, dove gli civili si confermano tali, scaricando spazzatura e materassi davanti al cancello, ricoprendo anche il pannello posto all'ingresso della struttura. Simili azioni mortificano gli sforzi dell'amministrazione comunale e di chi ha a cuore le sorti di Catania. Adesso a Siracusa, ieri lunga processione per l'8ª della festa della patrona, la processione si è spostata dalla borgata al Duomo, molto apprezzato anche lo spettacolo pirotecnico, il servizio di Francesco Aloi. 9 ore in strada, 9 ore con lei. Il popolo di Lucia ha riaccompagnato simulacro e corpo dalla borgata al Duomo, l'arrivo poco prima della mezzanotte. Anche per l'8ª il grande bagno di folla non è mancato. Rimane il messaggio della Santa che ha vissuto, ha camminato nella luce del Signore. Comandante, un legame tra Santa Lucia e i Vigili del Fuoco che si rinnova ogni anno. Un legame strettissimo che si rinnova ogni anno, che si è stretto sempre di più dal 1990, da quando tutti ricordiamo il terremoto di Santa Lucia del 13 dicembre. Candele accese e cellulari alla mano, così la festa arriva ovunque. Facciamo parte della confraternita di Santa Lucia di Corleone ed oggi siamo venuti qui proprio per onorare la Vergine Siracusana. Da quando ero piccolina faccio il cammino con la mia mamma. Tutti in strada per Lucia, una giovane che parla ai giovani. Oggi si seguono molto le influencer, ma Santa Lucia è un modello da seguire? Secondo me sì, perché comunque ha combattuto finché ha potuto per i suoi diritti. Unica nota stonata è il manto del Corso Umberto, le basole deformate nonostante i lavori di qualche giorno fa e il fercolo con il fragile corpo costretto a zigzagare. Poi ai ponti i tanto attesi fuochi. Il corpo resterà qui fino all'alba di giovedì prossimo, poi andrà a Carlentini, Belpasso, a Cicatene e Catania. Il 28 Lucia e Agata si incontreranno. Bene, staremo a vedere, insomma, vi documenteremo anche l'incontro tra Sant'Agata e Santa Lucia. Adesso parliamo di solidarietà e volontariato, i ragazzi delle All Stars Sicilia alla Caritas per offrire un pasto e un sorriso agli ultimi della città. Servizio di Desiree Ferlito.
Cucinare, pulire e servire piatti per regalare un sorriso e un pasto caldo a chi è solo e non può permettersi un pranzo in questi giorni che precedono il Natale e mai. Sono i ragazzi delle All Star Sicilia, volontari per un giorno, ex calciatori, attori, personaggi del mondo dello spettacolo, oggi in una veste diversa. Accoglieranno gli avventori della Caritas e insieme a un buon pasto offriranno il loro migliore sorriso. È un'esperienza bellissima, ma comunque c'è tanto lavoro alle spalle, anche se non sembra, quindi siamo davvero onorati di essere qui a disposizione di chi è meno fortunato. Lui è il responsabile della cucina, ad esempio, colui che dirige l'orchestra realmente e tutti i giorni con tutti i volontari che vengono qui a dare una mano d'aiuto. Bello vederli perché c'è chi dà del tempo, c'è chi dà qualcosa in donazione, loro sono riusciti a fare entrambe le cose. Capitanati dal patrono Luca Napoli, la giornata di oggi vuole dare seguito a un gol per la solidarietà che quest'anno ha donato in favore della Caritas oltre 15.000 euro. L'obiettivo di Luca e delle All Star è adesso scendere in campo personalmente, stavolta con il cuore, per un momento di aggregazione e sensibilizzazione per gli ultimi della città. Oggi serve un po' di buona volontà per preparare tutto, cercare di sfamare chi ne ha bisogno. Purtroppo nella vita ci sono tante persone che hanno bisogno di un sorriso, perché non è tanto il fatto che oggi vengono qui, li facciamo mangiare, li serviamo, è importante discutere con loro per capire cosa è successo, perché sono stati più sfortunati di noi, quindi in realtà ho un po' di emozione, troppa. La Caritas è presente tutto l'anno a supporto dei fragili, ha offerto il suo contributo anche alle donne vittime di violenza attraverso il gruppo appartamento Casa Sant'Agata, tema a cui quest'anno è stato dedicato l'evento benefico Un gol per la solidarietà di Luca Napoli, una sinergia per dare una mano concretamente. Adesso vi raccontiamo e vi mostriamo un presepe particolare, quello che si trova a 12 metri di profondità nella baia di Aci Castello in provincia di Catania. Orazio Longo. Eccole le immagini del presepe subacqueo nella baia di Aci Castello. In 50, tra i 12 e i 75 anni, hanno partecipato alla deposizione della Natività, l'evento organizzato dalla Scuola Sommozzatori Scuba Diving di Catania. Un appuntamento che si rinnova da più di 25 anni a 12 metri di profondità. Un brindisi in fondo al mare davanti alla statua del Bambinello realizzata in maiolica di Caltagirone da Nicolò Morales, maestro ceramista. Le altre statue sono state invece prodotte dagli allievi del liceo artistico Emilio Greco. La passione per il mare e l'impegno come missione di custodire e tutelarne il patrimonio ci trasmette una grande responsabilità che vogliamo condividere sempre di più, ha spiegato Carmelo Mannino, presidente di Scuba Diving, che dal brindisi sommerso è passato a quello in superficie per festeggiare il 35° anno di attività dell'associazione. Adesso vediamo le immagini spettacolari che uno sciame di 500 droni decollati dal lungomare Falco Matà di Reggio Calabria hanno disegnato nel cielo dello Stretto di Messina uno show natalizio che ha raccontato le avventure luminose di un piccolo abete e del pupazzo di neve Totò impegnati in un viaggio verso il Polo Nord seguendo la stella polare. I droni volano ad un'altezza di circa 120 metri sul livello del mare, realizzando figure tridimensionali larghe più di 100 metri coordinate da un team di 12 esperti italiani e francesi. Lo show natalizio voluto dall'amministrazione di Reggio Calabria è andato in scena appunto ieri sera. E adesso è tempo di cibo della tradizione. A Natale a Ragusa si prepara lo sfogghiu, un piatto già nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana. Ecco di cosa si tratta il servizio di Veronica Barbarino. Ci si prepara al Natale e molte famiglie del Ragusano la mattina della vigilia, per tradizione, preparano lo sfogghiu da consumare a cena. Si tratta di un rustico salato farcito con salsiccia e ricotta vaccina. Già nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana, lo sfoglio ragusano quest'anno entra a far parte anche dell'albo d'eco dei prodotti di eccellenza della tipicità dell'areale ragusano. Un piatto geniale dal punto di vista tecnico, nonostante le sue origini casalinghe. Un impasto di farina di semola di russello a cui aggiungiamo strutto, tuorli, uova e un pizzico di sale. Da qui otterremo un impasto liscio omogeneo come fosse una pasta fresca che una volta riposata andremo a stirare. Una volta ottenute delle sfoglie sottili le andremo ad unire arrotolandole, intervallandole con dello strutto liquido che poi ci permetterà di ottenere la sfoglia finale. Una volta ottenuta questa chiocciola, così è chiamata,
non facciamo altro che tagliare 2 dischi di dimensioni diverse, ovvero la base leggermente più grande e il coperchio un po' più piccolo. Nella base iniziale, quindi nel disco più grande, andremo a farcirlo con della ricotta vaccina ragusana e della salsiccia al finocchietto, condito con cannella e pepe nero. Cotto in forno, una volta intiepidito, sarà pronto per essere servito. Simbolo di riunione della famiglia e condivisione, il suo profumo riporta all'amore e alla dedizione con cui è stato preparato, meritando il titolo di patrimonio culturale ed enogastronomico siciliano. E dopo questa delizia ragusana noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, cominciamo con il Catania che oggi alle 17:30 sfiderà al Massimino il Sorrento, prima gara del girone di ritorno, la formazione è ancora in emergenza ma ci sarà l'esordio tra i pali del giovanissimo portiere Butano per la 17enne, Francesco Triolo. Se non è emergenza, gli assomiglia tanto il Catania che si presenta alla sfida di oggi pomeriggio contro il Sorrento ai cerotti ben in evidenza. Inglese ha recuperato dall'affaticamento, Castellini ha smaltito il problema al polpaccio che lo aveva frenato per 10 giorni e dovrebbe giocare dietro con Quaini e Ierardi. Ma Guglielmotti, Di Tacchi e Luperini sono indisponibili, così come Adamonis e Beters. Con Farroni non utilizzabile giocherà il 2008 Butano, giovane che da qualche mese è stato aggregato alla prima squadra. In mezzo al campo probabile spazio per De Rose e Sturaro, ma c'è anche l'ipotesi di arretrare Jimenez, in tal caso là davanti alle spalle d'Inglese agirebbero Stop e uno tra Lunetta e D'Andrea. Di fronte ci sarà un Sorrento che, come ha detto Toscana alla vigilia, è una squadra molto energica e senza l'assillo del risultato. Affrontiamo una squadra molto libera di testa, molto energica, una squadra di movimento, che non ha pressioni, che non ha assilli di risultati, però noi dobbiamo rimanere 95 minuti in partita perché abbiamo le possibilità di portare a casa la vittoria e chiudere l'anno nel migliore dei modi. Calcio d'inizio alle 17:30 su Telecolor, dalle 17 3 ore live con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 7712 855. Adesso in Serie B la sconfitta di ieri contro il Sassuolo alimenta la crisi del Palermo, rosanero al terzo KO consecutivo, il tecnico Dionisi resta in panchina ma il prossimo impegno di campionato sarà decisivo per il suo futuro servizio. Nessun esonero per Alessio Dionisi, il tecnico resta alla guida del Palermo anche per la prossima partita di campionato, anche se i risultati hanno certificato che la sua squadra è ormai in piena crisi. Con la sconfitta di ieri al Mapei contro il Sassuolo, il Palermo ha rimediato il terzo KO consecutivo. La classifica inizia ad essere preoccupante e inoltre la squadra appare disunita e sfilacciata. Panettone amaro per i tifosi rosanero che speravano in un cambio di passo che non c'è stato. Il Sassuolo l'ha vinta grazie a questo calcio di punizione di Pierini dopo le reti di Laurienté e Leduaron. La classifica non è positiva, sappiamo anche di aver 21 punti, però dobbiamo guardare l'ultima prestazione fatta contro la squadra più forte del campionato e devo dire che la differenza sia andata poco niente, quindi da questo dobbiamo ripartire, rigiochiamo tra pochi giorni in casa. Sappiamo che i nostri tifosi pretendono tanto, ce l'hanno ricordato anche oggi giustamente. E dire che il Palermo sull'1-1 ha avuto la grande occasione per passare in vantaggio con Di Francesco, ma la traversa gli ha negato la gioia del gol. Sì, è stata una buona occasione, peccato perché pensavo fosse gol quando è partita, però abbiamo avuto anche altre potenziali occasioni dove potevamo essere più bravi e cinici nel finalizzare. Questo non c'è stato, sappiamo che dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Prossima tappa giorno 26, nel giorno di Santo Stefano al Barbera contro il Bari. E con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale di oggi, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti.